Il ponte del 25 aprile è stato caratterizzato da una fortissima instabilità meteorologica che ha fatto tornare l'inverno in montagna e non solo. Temperature in picchiata, precipitazioni piovose e nevose anche a bassa quota, sparse su tutto il Friuli Venezia Giulia, con interessamenti anche delle regioni confinanti Trentino, Alto Adige e Veneto. Questa situazione estremamente incerta nel fine settimana, grazie all'intervento dell'anticiclone, ha portato invece un miglioramento, stabilità, temperature più gradevoli, un toccasana anche per i tanti che sono stati colpiti da malanni stagionali fuori stagione. Cielo sereno e temperature in deciso rialzo anche in questo inizio di settimana, con le massime in pianura che arriveranno a toccare anche i 27 gradi. Non è però un motivo che può far ben sperare in vista dell'altro ponte, quello del 1° maggio, perché questa situazione di miglioramento potrebbe essere a breve compromessa da una nuova perturbazione che arriva in maniera decisa da ovest. Se non ci saranno cambiamenti nelle prossime ore, il 1° maggio sarà un giorno di festa all'insegna del maltempo, un'eventualità che sicuramente non farà piacere ai tanti lavoratori in festa che sperano in un colpo di coda del bel tempo per poter festeggiare con grigliate all'aria aperta.